Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania violenta, fuga rocambolesca con sparatoria a San Cristoforo. Un ladro non si ferma all'alto dei finanzieri e fugge per le vie del quartiere. Fa fuoco, ma poi finisce in manette. Interrogato a lungo, il giovane agli arresti domiciliari, vittima di un sequestro lampo sempre a San Cristoforo da parte di finti poliziotti, forse trafficanti di droga. Palermo, arrestati 2 nigeriani che in un laboratorio clandestino si preparavano a raffinare e spacciare 4 kg di eroina e coca, valore sul mercato illegale 600.000 euro. Intimidazioni mafiose a Palermo, 4 famiglie senza casa costrette a rinunciare alla loro nuova abitazione confiscata alla figlia di un boss perché minacciate e oggetto di ritorsioni. Riattivare i dissalatori di Porto Empedocle, Paceco Trapani e Gela, lo ha deciso il governo a Roma per far fronte all'emergenza siccità in Sicilia, stanziati 100 milioni. Priolo, dopo la pioggia oleosa di agosto, confermata la presenza di una nube di inquinanti, il dato diffuso dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente. Pareri opposti sull'utilizzo dei cellulari in classe, mini sondaggio tra gli studenti delle medie e delle superiori. Calcio per il Catania ai vigili del campionato, domani al Massimino arriva la Rivelazione Picerno. In Serie B, trasferta dalle 1000 insidie per il Palermo sul campo della Juve Stabia. Bentrovati. Catania, fuga rocambolesca con sparatoria a San Cristoforo. Un ladro non si ferma all'alto dei finanzieri, fugge per le vie del quartiere, spara, ma poi finisce in manette. Emanuela Corsi. Non si ferma all'alto dei finanzieri mentre è alla guida di un'auto rubata. Nella fuga investe un furgone, l'auto dei militari e inizia a sparare contro di loro. Non è la scena di un film, ma quello che è accaduto lunedì scorso a Catania, nel quartiere di San Cristoforo. Durante un servizio di controllo del territorio, un giovane a bordo di una Smart 44 risultata rubata poco prima non si è fermato all'alto di una pattuglia della Guardia di Finanza, dandosi a una rocambolesca fuga nel tentativo di dileguarsi. È scattato così l'inseguimento dei militari tra le vie del popoloso quartiere catanese, fino a quando il ladro, dopo aver percorso via Crocifisso, ha svoltato contromano su via Playa e si è scontrato violentemente contro un furgone, facendolo finire contro un muro. Nello scontro tra la Smart, ormai semidistrutta, e il furgone è stata coinvolta anche la vettura dei finanzieri. Nonostante la violenta collisione, il ladro ha continuato la sua fuga a piedi e ha iniziato a sparare contro i finanzieri che lo inseguivano. Uno dei militari ha risposto al fuoco esplodendo 2 colpi in aria a scopo intimidatorio. Grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e alla collaborazione della polizia scientifica, i finanzieri sono poi risaliti al responsabile e lo hanno arrestato. Si tratta di un giovane catanese di 24 anni che era già stato denunciato in passato per guida senza patente. Durante la perquisizione presso l'abitazione del ladro sono stati ritrovati gli abiti indossati durante la fuga e una pistola a salve priva del tappo rosso che è stata sequestrata. Sempre a San Cristoforo, sequestro lampo da parte di finti poliziotti di un giovane agli arresti domiciliari. Lungo interrogatorio al giovane per risalire agli autori, non si esclude possano essere trafficanti di droga. Tonino De Mana. Rapito per quasi 24 ore e rilasciato per poi concludere la giornata negli uffici della polizia in via Ventimiglia, tenuto sotto torchio per ore dagli agenti della sezione omicidi. A Catania resta un mistero il sequestro lampo di Giovanni Balsamo, 23 anni, trascinato di peso da 2 finti agenti sotto lo sguardo di alcuni familiari mentre si trovava ai domiciliari in seguito ad una condanna nell'ambito dell'operazione Mine Vaganti del luglio scorso, cui si riferiscono le immagini con Balsamo in t-shirt verde acqua. Siamo della polizia, aprite, e in pochi attimi 2 uomini travisati hanno trascinato via il 23enne con la moglie finita rovinosamente a terra nel tentativo di fermare gli aggressori. Un'azione violenta e repentina durata pochi secondi e culminata con la fuga per le stradine di San Cristoforo. Dove sia stato Balsamo e con chi è proprio l'interrogativo che gli investigatori hanno posto al giovane nel tentativo di risalire ai rapitori. Per il tipo di azione insolita a Catania si ipotizza che ad effettuare l'irruzione nell'abitazione di via Calabrò siano stati alcuni
alcuni trafficanti di droga, pertanto il fatto potrebbe essere legato al mondo degli stupefacenti e quindi ad un probabile debito da saldare. Si indaga a 360 gradi anche sui legami familiari di Balsamo. Il padre, attualmente detenuto, in passato era vicino al clan Cappello Bonaccorsi, mentre il suocero è un boss di spicco della cosca Santa Paola Ercolano. Tasselli che la squadra mobile sta cercando di comporre sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Catania. Palermo, arrestati 2 nigeriani che in un laboratorio clandestino si preparavano a raffinare e spacciare 4 kg di eroina e coca. Valore sul mercato illegale 600.000 euro. Adelaide Barbagallo. Un fiume di polvere bianca attraversa Palermo, cocaina, ma anche altri stupefacenti assunti da tossicodipendenti sempre più giovani. Nel cuore di Ballarò lo spaccio è affare soprattutto dei clan nigeriani. Nel quartiere gli investigatori della squadra mobile hanno scoperto un laboratorio per la produzione e il confezionamento di centinaia di dosi. I falchi della sezione crimine hanno sequestrato 3,5 kg di eroina e 1 chilo di cocaina purissima, droga che immessa nelle piazze palermitane avrebbe fruttato 600.000 euro. Arrestati 2 nigeriani hanno 30 e 49 anni. I poliziotti si sono mescolati tra la gente che affolla la zona del vecchio quartiere, hanno notato l'arrivo di uno dei 2 in monopattino, lo avevano già controllato in passato ma loro alt è scappato. Prima di essere acciuffato il nigeriano ha ingoiato qualcosa, era un ovulo di cocaina. Addosso aveva un mazzo di chiavi, una delle quali apriva la casa dove ha tentato di rifugiarsi e così ha portato gli agenti in un vero e proprio laboratorio per la lavorazione e il confezionamento di cocaina ed eroina purissime. Parte dello stupefacente era già confezionato e racchiuso in centinaia di ovuli. Sequestrato inoltre tutto l'occorrente per la lavorazione come sacchetti in celofan, frullatori, coltelli e la somma di quasi 60.000 euro e 12 telefoni cellulari. Sempre a Palermo, morte cerebrale per Mario Angioletti, 35 anni, un operaio che era caduto da un ponteggio nel quartiere delle Poste in via Ugo La Malfa. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un immobile in disuso quando è precipitato da un'altezza di 4 metri urtando violentemente la testa. Continuano purtroppo senza risultati le ricerche di Antonino D'Amico, il giovane di 22 anni da 2 giorni disperso in mare a Terrasini. I sub dei Vigili del Fuoco e le motovedette della Capitaneria di Porto hanno battuto a lungo la costa anche con l'utilizzo di droni. Il giovane di Partinico, che lavora in una pizzeria, è stato risucchiato da un'onda mentre si trovava sugli scogli. Catania ha arrestato per violenza sessuale un uomo che ha importunato 2 ragazze con avanzi pesanti. Prima le ha invitate a fare il bagno in mare a San Giovanni Licuti, poi ha palpeggiato la più giovane, una quindicenne. Le 2 ragazze in vacanza a Catania hanno telefonato al padre che ha allertato il 112. Intimidazioni mafiose a Palermo, 4 famiglie senza casa costrette a rinunciare alla loro nuova abitazione confiscata alla figlia di un boss perché minacciate e oggetto di ritorsioni. L'assessore Ferrandelli assicura: ripristineremo la legalità, un'auto della polizia sarà sempre in zona. Vediamo Marco Gullà. Voi qui non ci dovete stare. È il messaggio sottinteso che uomini vicini a Cosa Nostra hanno mandato a 4 famiglie assegnatarie di un immobile confiscato alla mafia. Siamo in via Decollati, a pochi metri dalla missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte. 4 famiglie, nei giorni scorsi, avevano preso possesso di questa palazzina che vedete nelle immagini. Palazzina appartenente a Leonardo Algeri, in carcere dopo un blitz antimafia di qualche anno fa. La gioia per avere finalmente una casa però si trasforma per queste famiglie immediatamente in paura. Inizia un clima ostile nei loro confronti fino ad una vera e propria intimidazione con il lancio di una molotov rudimentale nel balcone esterno. Un messaggio chiaro: andate via. Parrebbe ovviamente che intimiditi da questo gesto abbiano deciso di non occupare più quell'abitazione per essere riprotetti presso le strutture alberghiere che il Comune mette a disposizione
nei confronti di quelle famiglie che, essendo inseriti in graduatoria e avendo queste esigenze, ovviamente il Comune deve occuparsene. È chiaro che questo è un gesto inaccettabile da parte delle istituzioni. Da giorni c'è un presidio fisso da parte delle forze dell'ordine per evitare tensioni e altri atti intimidatori e per permettere a queste famiglie di tornare ad abitare negli appartamenti. L'incontro a Palermo di una sessantina di sindaci di tutta la regione decisi ad affrontare e risolvere in qualche modo il problema dei disagi provocati dalla crisi dell'AST, l'azienda per il trasporto pubblico extraurbano. Migliaia di studenti pendolari rischiano di rimanere a piedi per il taglio delle corse dell'azienda. Le salme di 7 migranti morti nel recente nubifragio in acque libiche sono state trasportate da Lampedusa prima al molo di Porto Empedocle, poi all'ospedale di Agrigento per le autopsie disposte dalla Procura. Successivamente, con un rito che si ripete ormai da troppo tempo, saranno tumulate nei cimiteri della provincia. Sbarcati intanto una sessantina di migranti trasferiti a loro volta da Lampedusa in varie strutture e centri di permanenza della Sicilia. Stanziati 100 milioni per riattivare i dissalatori dismessi di Porto Empedocle, Paceco Trapani e Gela. Lo ha deciso il governo a Roma per fare fronte all'emergenza siccità in Sicilia, ma farli ripartire non è affatto semplice. Gli impianti sono fermi da più di un decennio. Gerry Italia. Far ripartire i 3 dissalatori già esistenti nell'isola per far fronte all'emergenza siccità in Sicilia. Sarebbe questa la soluzione prevista nel breve periodo dalla cabina di regia per la crisi idrica presieduta dal vice premier Matteo Salvini. Si è deciso in sostanza di affidare pieni poteri al commissario straordinario nazionale Nicola Dell'Acqua per procedere all'acquisizione e alla rimessa in funzione dei vecchi dissalatori nei siti dismessi di Porto Empedocle, Paceco Trapani e Gela e attuare le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza. Si è scelto dunque di non puntare su impianti nuovi. Questo dovrebbe consentire di dimezzare i tempi della procedura. La spesa prevista è di circa 100 milioni di euro finanziati con fondi FSC regionali previo un accordo tra Stato e Regione. La cabina di regia parla di tempi brevi, ma qualche dubbio rimane, soprattutto per gli impianti di Porto Empedocle e di Gela. Far ripartire tutto non è affatto semplice. I dissalatori sono fermi da oltre un decennio per via dei costi di gestione elevati e da allora non è stata fatta alcuna manutenzione. Eppure, secondo la Regione, che tuttora a Gela paga circa 10 milioni di euro l'anno ad Eni per il ripianamento delle situazioni debitorie pregresse relative proprio alla gestione degli impianti e alla fornitura dell'acqua dissalata, entrambi gli impianti si possono riaccendere nel giro di pochi mesi. Soddisfatto il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che di recente ha trasmesso il primo stralcio del piano integrato degli interventi indifferibili e urgenti per il superamento della crisi, chiedendo al governo un tavolo di discussione. A causa della siccità prolungata per la regione siciliana, lo scorso 6 maggio era stato dichiarato lo stato d'emergenza. Preoccupano i dati dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, l'ARPA, sulla qualità dell'aria vicino al polo petrolchimico di Priolo dopo la pioggia oleosa del 26 agosto, confermata la presenza di una nube di inquinanti. Francesco Aloi. Isobutilmercaptano e butilmercaptano sono 2 gas della famiglia dei solforati che la mattina del 26 agosto erano nell'area attorno alla raffineria Isab Sud con valori esorbitanti. 2147 volte sopra la soglia il primo, 364 il secondo. Dati che emergono dal report di ARPA Sicilia, pubblicato dopo l'incidente all'impianto U100 Topping, oggi sequestrato ma pur sempre operativo. A Città Giardino, frazione di Melilli e Siracusa Nord, quindi la pioggia oleosa è stata soltanto quello che era visibile agli occhi. In cielo, infatti, c'era una nube di inquinanti, respirata dai residenti che avvertivano un cattivo odore. Un incidente che ha sconvolto l'opinione pubblica, ma che ISAB definisce come prova che le misure di sicurezza abbiano funzionato. Come spiega il quotidiano La Sicilia, infatti, le valvole di sicurezza degli impianti si aprono quando c'è un forte aumento di pressione. Così le sostanze non arrivano alla torcia e vengono liberate in atmosfera. ARPA continua i controlli e la macchina investigativa non si ferma. La gente del posto si aspetta delle risposte che dovrebbero arrivare da questo palazzo.
Mini sondaggio con pareri opposti sull'utilizzo dei cellulari in classe, vietati come sapete dal ministro Valditara al di sotto dei 14 anni a scuola. Per la maggior parte degli studenti delle superiori il telefonino può servire a scopi didattici, ma per altri la distrazione è dietro l'angolo. Emanuela Corsi. Anche in Sicilia la campanella è suonata per tutti gli studenti. Tra caro scuola, aule mancanti e pochi insegnanti, il dibattito sull'uso del cellulare in classe però resta sempre acceso. Dopo il divieto all'utilizzo degli smartphone fino alla terza media, anche per scopi didattici voluto dal ministro Valditara, c'è chi chiede al governo un'ulteriore stretta e vietare così il telefono a chi ha meno di 14 anni e i profili social per gli under 16. Più elastici alcuni insegnanti delle scuole superiori. Siamo d'accordo sul fatto che fino ai 14 anni il cellulare non debba essere utilizzato in classe, perché i ragazzini ancora non hanno i filtri, non sono in grado di capire quando e come utilizzare le immagini e le informazioni. Personalmente io non tolgo in classe agli alunni il cellulare perché voglio che si abituino ad un utilizzo consapevole. Naturalmente sono molto attenta, sono molto vigile. Per quasi tutti i ragazzi delle scuole superiori avere il cellulare in classe rappresenta un aiuto per fini scolastici. Se ovviamente integrato con la lezione va bene. Se già è una cosa che magari devo imparare, mi viene più facile cercarla su internet. Usato a scopo formativo è un ottimo strumento. Il problema sta nella testa dei ragazzi. Per andare a fare una ricerca che richiede il professore è tutto a beneficio nostro. C'è chi non nega però che avere un cellulare in classe rappresenta anche una distrazione. Non si sta attenti alla lezione, si sta attenti a quello che si vede sul cellulare. Ogni tanto ti puoi distrarre. Per esempio tu come ti distrai? Giocando. Tra giochi, social e chat capita anche che arrivi il messaggino da parte dei genitori. Di solito cosa ti chiedono? Se mi hanno interrogato, che avevo un'interrogazione. La mamma ti chiama per dirti cosa vuoi mangiare a pranzo? No, questo ancora no. Ancora no, vedremo. Dall'attenzione alle famiglie all'affetto di cui è circondato nei giorni difficili della sua salute. Dimesso dalla clinica dopo il ricovero dovuto all'infarto, nella sua prima uscita pubblica l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, ha incontrato i sacerdoti. L'intervista di Adelaide Barbagallo. Eccellenza, intanto come sta? Sto meglio, grazie a Dio, anche se mi rendo conto che devo davvero misurare bene le mie forze, perché ecco, anche un incontro di un'ora e mezza non deve andare oltre per non affaticare ancora il cuore, però sono fiducioso che riprenderò al 100% con l'aiuto di Dio e con il sostegno di coloro che mi stanno curando. Quindi sarà un paziente molto diligente. Speriamo, i medici mi dicono che dovrei esserlo ancora di più. Prima uscita pubblica dell'arcivescovo di Catania, Luigi Renna. Dopo l'infarto e il ricovero non ha voluto mancare l'appuntamento con i sacerdoti per consegnare loro la lettera annuale che segna il cammino a tutta la diocesi. Grande attenzione alle famiglie? E senza le famiglie non si può formare. Ma le famiglie hanno anche loro una complessità, lo dico nella lettera pastorale. Ci sono famiglie che si lasciano coinvolgere, ci sono famiglie che hanno tante difficoltà, a volte di natura economica, di natura culturale, che si sentono distanti dal cammino dei loro figli. Allora è la comunità che deve farsi carico. Come ha visto la città in quest'estate in cui la sua salute non è stata al top? L'ho vista attraverso i giornali, attraverso i telegiornali, ma l'ho vista soprattutto molto vicina e molto sensibile a me, e di questo sono grato perché ho capito che i catanesi mi vogliono bene e sono ampiamente ricambiati, anche se questo cuore non può amare al 100%. Bentornato Monsignor Renna, adesso voltiamo pagina e vedremo le immagini subacquee del recupero nei fondali di Favignana di un rostro, che è lo sperone sulla prua, che apparteneva a una nave affondata durante la prima guerra punica, combattuta tra Cartagine e l'antica Roma quasi 300 anni prima di Cristo. Reperti che ci permettono di conoscere meglio quell'epoca remota. A Orazio Longo.
Sono scesi fino a 80 metri di profondità per recuperare un rostro in bronzo. Ma sul fondo del mare i sommozzatori hanno trovato anche spade, elmetti, monete e anfore di bordo. Secondo gli esperti potrebbe trattarsi del carico di una nave affondata durante la battaglia delle Egadi, quella che concluse la prima guerra punica nel 241 a.C. L'indagine ancora non è completata. Non sappiamo neanche se è una nave ancora, è sicuramente una concentrazione di reperti che può essere stata rovesciata da una nave, oppure, come tendiamo a pensare, ma la prudenza è d'obbligo, è proprio una nave che è affondata durante la battaglia. La campagna di ricerca subacquea è stata effettuata dal consorzio formato dalla Soprintendenza del Mare della Regione, dalla Società per la Documentazione dei Siti Sommersi e dalla RPM Nautical Foundation. La campagna di ricerca dei rostri non serve solo a rinnovare la memoria della battaglia delle Egadi, ma a valorizzare il patrimonio, la ricchezza, la storia che custodisce questo nostro mare, così come fu intuito da Sebastiano Tusa. Negli ultimi 3 anni sono stati individuati rostri di grosse dimensioni che potrebbero appartenere a navi di stazza maggiore, ha spiegato James Gould della RPM Nautical Foundation. I reperti rinvenuti ci permettono per la prima volta di saperne di più anche sull'aspetto umano, sulle persone che si sono imbarcate su queste navi per combattere questa battaglia. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio, l'attesa del Catania che domani ospita al Massimino il Piserno. Vi aspettiamo, state con noi. Del calcio, vigilia di campionato per il Catania che domani al Massimino ospita il Piserno. Si gioca alle 20:45. Poco fa la conferenza stampa dell'allenatore toscano che ha presentato la gara. Francesco Triolo. E la vigilia di Catania-Picerno, un autentico scontro diretto al vertice, anche se forse a sorpresa di questo avvio di campionato. Entrambe a 7 punti, primi in classifica, con Sorrento e Cerignola, Catania e Picerno cercano conferme sulle proprie ambizioni. Piano piano che l'infermeria si svuota, Mimmo Toscano può iniziare a disegnare il suo Catania, se sarà quello contro i Lucani o un altro si vedrà. Intanto insieme all'attesa cresce anche la consapevolezza che la rosa a disposizione comincia ad essere di primo livello, così come è stata costruita. Mancheranno sicuramente Gherardi, squalificato, al suo posto dovrebbe giocare Quaini, mancherà anche Di Tacchio, per lui lesione e tendine al flessore della gamba destra, e Popovic ancora infortunato. Oltre ad Inglese, già assegna Biella, il tecnico etneo potrà contare anche su D'Andrea, Montalte e Jimenez, e sono recuperi di non poco conto. Calcio d'inizio alle 20:45 per Catania-Picerno, Massimino previsto sold out e come abitudine Telecodor dalle 20:15 proporrà 3 ore con diretta stadio, collegamenti live, analisi del match, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12855. Differita integrale del match poi in esclusiva lunedì alle 22:15 dopo corner. Vigilia di campionato per il Palermo che domani al Menti affronterà la Juve Stabia. Dionisi sta valutando se far partire Brunori dalla panchina. Marco Gullà. Cambiare rotta. Il Palermo domani al Menti contro la Juve Stabia ha urgente bisogno di fare inversione ad U sul suo trend. 4 punti in 4 giornate sono decisamente pochi per una squadra che è stata etichettata come la big del campionato. E allora la gara di domani a Castellammare deve e può segnare la svolta, anche perché inizia un mini tour de force per i rosanero. È una partita difficile, è un ciclo di partite difficile, impegnativo, ma vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto, confermarci e ottenere più risultati di quelli che abbiamo ottenuto finora, fermo restando che il cammino non è in salita ma è lungo e dobbiamo essere lucidi. Poi capisco che le aspettative sono alte, ma anche le nostre su di noi sono molto alte, quindi non sarà una partita che farà cambiare il mio giudizio sul potenziale di questa squadra. Dionisi potrebbe proporre alcune novità per la gara contro la Juve Stabia. La sosta per le nazionali è infatti servita per integrare al meglio gli ultimi arrivati come Ledu Aron e per far entrare in forma giocatori come Segre che rientravano da problemi fisici. Out Bania, Verre e Apois. Brunori non è certo di una maglia da titolare. Henry potrebbe partire dal primo minuto. E noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.